Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Love of my soul. I don't belong to you. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati la scorsa settimana in chiusura di trasmissione. Parliamo di mobilità intelligente tra scienza e territorio. Un progetto che coinvolge gli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero e crea un sistema efficiente per i cittadini. Gianfranco Fancello, responsabile scientifico, spiega che Elmas può diventare tra i più grandi e performanti scali d'Italia come hub che coniuga voli aerei e sviluppo socio-economico. Una risposta innovativa allo sviluppo del territorio, costruita nella condivisione tra atenei e alcuni dei principali player dell'economia isolana. Il progetto sulla mobilità sarda è solido scientificamente, volto al futuro, tanto che brilla di luce propria nell'ambito dei 10 finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza alla voce Ecosistemi e Innovazione. La mobilità sostenibile è inserita all'interno di un progetto finanziato dal PNRR che riguarda gli ecosistemi per l'innovazione, che vedono coinvolti l'Università di Cagliari, di Sassari e diverse imprese private. Nello specifico, il progetto sulla mobilità sostenibile ha riguardato il potenziale che gli aeroporti, in questo caso della Sardegna, possono sviluppare diventando nuovi hub territoriali per la mobilità, quindi non solo le porte di ingresso e uscita per la Sardegna, ma dei veri punti di aggregazione, luoghi di aggregazione dove la mobilità può diventare un elemento di potenziamento e di distribuzione per la crescita dei territori. Tra le tante cose che il progetto ha messo a terra c'è ad esempio il GIS, questo supporto che si punta a dare alle comunità locali interessate, chiaramente diciamo di gronda rispetto ai 3 scali. Di cosa si tratta? Uno degli elementi che ha caratterizzato questo progetto è lo sviluppo di un DSS, di un sistema di supporto alle decisioni basati su un GIS. Si tratta di uno strumento che viene messo a disposizione delle amministrazioni sia locali che regionali, che mette assieme tutta una serie di dati relativi alla mobilità ma relativi anche al territorio, allo sviluppo del territorio, in maniera tale che i decisori possano avere una lettura profonda e integrata dei diversi fenomeni che intorno all'aeroporto
dell'aeroporto si sviluppano per poter pianificare al meglio i sistemi di mobilità. Per esempio, coordinando le azioni legate al trasporto pubblico locale con gli orari di arrivo degli aerei, o per esempio coordinando i flussi e la struttura dei flussi veicolari con la disponibilità della sosta e della disponibilità dei parcheggi. Elmas è hub di questo progetto e lei è il responsabile scientifico, quindi guida la locomotiva che traina Università di Sassari, Banco di Sardegna, Lega delle Cooperative, Confindustria e tanti altri partner. Su Elmas il parco di Santa Caterina ha subito delle trasformazioni. Quali sono? Uno degli elementi che ha caratterizzato questo progetto è la trasformazione del parco di Santa Caterina, che sta a ridosso dell'aeroporto e che diventa una vera e propria cerniera tra il centro abitato di Elmas e l'aeroporto. Infatti uno degli obiettivi che ci siamo posti come progetto è quello di migliorare gli spostamenti tra i residenti di Elmas e l'aeroporto stesso, favorendo modalità di trasporto sostenibili nei confronti delle persone che lavorano nell'aeroporto di Elmas, che quindi potranno andare attraverso sistemi ecosostenibili. Cosa vuol dire? Vuol dire che per esempio all'interno del parco di Santa Caterina saranno potenziate le piste ciclabili, saranno potenziati i percorsi ciclopedonali, sarà potenziata la possibilità di creare proprio una relazione tra il centro abitato e l'aeroporto. Una delle cose che si è sempre visto in questi anni è che un po' l'aeroporto fosse avulso dal centro di Elmas e dal centro abitato di Elmas. In questo modo si crea una saldatura di tipo sostenibile. Se lei potesse fare una previsione, quali sono le ricadute per i sardi, per i residenti, ma anche per i tanti visitatori che stagionalmente arrivano appunto in Sardegna dopo questo progetto? Questo progetto ha tante ricadute. La principale è che davvero stiamo trasformando gli aeroporti, cioè gli aeroporti diventano dei nodi strategici e fondamentali non solo nella mobilità ma di tutto lo sviluppo del territorio, quindi ne potrà godere e ne potranno beneficiare in questo caso tutto il sud Sardegna o comunque tutte le aree che gravitano intorno all'aeroporto, perché gli aeroporti diventeranno dei nuovi hub territoriali. Questo vuol dire capacità di attrazione delle imprese, capacità di essere attrattivi anche nei confronti di soggetti che arrivano dall'esterno, perché l'aeroporto è direttamente collegato con l'esterno, quindi banalmente un'impresa potrà trovare conveniente aprire un proprio punto di riferimento nei pressi dell'aeroporto, quindi penso alle zone industriali di Elmas, penso allo stesso centro abitativo di Elmas, perché è facilmente connessa con l'aeroporto e ora attraverso collegamenti aerei veloci Elmas e tutto il sud Sardegna è maggiormente collegato col resto dell'Europa e col resto dell'Italia. E questo vale anche per Olbia e Alghero? Assolutamente sì, questo vale per Olbia e Alghero, perché comunque questo modello che noi stiamo creando è un modello esportabile negli altri aeroporti, anche perché il tipo di ricerca riguarda l'ecosistema dell'intera Sardegna. Quindi la parola d'ordine in questo caso è aeroporti, motori di sviluppo di un nuovo sistema territoriale ed economico per la crescita della Sardegna. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi ed al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Cosa studi? Economia e gestione aziendale. Sei qui per vedere Luca Abete, questo Non siamo soli, nessuno ci ferma. Esatto. Perché? Cosa ti incuriosisce? Perché penso che sia una ottima occasione per conoscere di più, anche perché io personalmente non conosco molto bene il personaggio di Luca Abete, però l'ho trovato interessante. Per questo sono venuto qua, per passare una bella mattinata e imparare qualcosa di nuovo e condividere anche una bella esperienza con altri studenti dell'università e anche delle scuole superiori. Valerio, ben trovato. Non ci ferma nessuno, è la campagna che porta in giro per l'Italia Luca Abete, firma di Striscia la Notizia. Non ci ferma nessuno, ma anche uno sguardo forte, preciso, diretto su quella che è la solitudine delle nuove generazioni in un mondo informatizzato, immerso nel digitale, immerso nella iperconnettività, un mondo che si chiede cosa fare e come reagire. La campagna motivazionale è alla sua 11ª edizione, si è aperta a Napoli e si chiuderà a Bergamo. Prima di Cagliari, Luca Abete è stato a Catanzaro. Questa campagna sociale è digitale perché utilizza tanti strumenti tecnologici per divulgare i propri valori, ma questa campagna sociale però vive anche di analogico, di occhi negli occhi, orecchie pronte ad ascoltare. Proprio l'ascolto è il focus principale. Ragazzi che si raccontano, tante storie che convergono e creano quel mosaico variegato straordinario che fa capire che siamo tutti un po' più simili di quanto immaginiamo, che possiamo trovare anche nell'ascolto di chi abbiamo vicino quell'energia per sentirci meno soli, ed è proprio la solitudine il claim e il tema di questa edizione. Nessuno è solo, il claim appunto, che è una grossa bugia perché siamo tutti soli, dipende dalle circostanze, ma è soltanto un modo per creare un piccolo punto di partenza per un confronto in aula su un'esplorazione di quelle che io ho definito le nuove solitudini. È troppo facile parlare di solitudine secondo il nostro punto di vista, dobbiamo imparare ad ascoltare anche le solitudini degli altri per avere un
un mosaico importante di quelle che sono le nuove solitudini che si affacciano sempre in maniera evoluta, a volte anche privando i ragazzi della propria libertà e della propria felicità. Il nord, il sud e il centro del paese, incluse ovviamente le isole. Cosa ti aspetti dai ragazzi dell'Università di Cagliari? Io ho imparato a non aspettarmi nulla, perché ogni tappa per noi non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Ogni tappa rappresenta un modo per raccogliere le esperienze dei ragazzi, per creare un contesto che, devo dirvi, da 11 anni con centinaia di tappe che abbiamo realizzato è sempre diverso. Quindi è proprio questo il gioco bellissimo, avere la possibilità di ascoltare i ragazzi e di tornare a casa con una raccolta straordinaria di esperienze. Quali sono le sorprese più sorprendenti? Ma guarda, ogni tappa è ricca di sorprese, ricca di esperienze importanti, anche perché forse questo è il motivo del nostro successo. Siamo riusciti in ogni occasione a dare ai ragazzi quel contesto giusto per aprirsi, perché forse gli adulti questo dovrebbero imparare, cominciare ad ascoltare i ragazzi e metterli a loro agio, cercare di ascoltarli veramente, non semplicemente per chiedere un ciao come stai, tanto per, come è andata oggi, tanto per. E allora interessiamoci veramente ai ragazzi, e anche ai ragazzi dico sempre: i ragazzi dovete imparare però ad ascoltare gli adulti, perché forse è questo il nostro più grande errore, adulti che pensano di sapere tutto dei ragazzi e li giudicano senza averli mai ascoltati, e ragazzi che forse si chiudono un po' troppo e potrebbero trarre tanta esperienza dall'ascolto degli adulti. Chiudiamo con quello che è il tuo acclama, insomma, similitudine delle solitudini. Perché e dove si va? E le solitudini sono un problema che emerge ogni volta nei talk, quindi quest'anno abbiamo detto: perché non... Sono davvero soli questi ragazzi? L'assurdo è questo, che siamo iperconnessi ma ci sentiamo soli. Io parlo di solitudine percepita, cioè pensiamo di essere soli, sentiamo di essere soli, siamo convinti di essere soli, ma poi alla fine non lo siamo. E allora il nostro tour vuole proprio offrire questa opportunità ai ragazzi di riflettere su queste nuove solitudini, di cominciare a guardarsi intorno con un occhio diverso, capendo che intorno ci sono forse persone pronte ad ascoltarci, pronte a darci un piccolo supporto, ma anche cominciare a guardare gli altri cercando di capire se hanno bisogno di noi, a tendere una mano, a tendere un orecchio per capire effettivamente che cosa succede intorno a noi. E da questa distanza che si accorcia può nascere sicuramente un meccanismo importante. Cosa insegni? Io insegno odontotecnica. Ecco, cosa si può dire ai ragazzi in un'esperienza di questo tipo, che parla di solitudine nonostante l'iperconnettività, i social? Beh, che proprio il fatto di avere questa connettività solo digitale ovviamente crea una solitudine a livello umano, comunque. Quindi è giusto poterne parlare e avere questo confronto e raffronto tra appunto l'esperienza universitaria e quella anche delle superiori. Ecco, gli studenti cosa manifestano a lezione? Sono, come dire, tendono a fare gruppo, tendono a fare piccoli gruppi, tendono a stare da soli? Allora, gli studenti ultimamente tendono a fare piccoli gruppi, alcuni tendono a stare da soli perché purtroppo la digitalizzazione un pochino porta anche a questo, cioè a questo mondo un po' troppo virtuale e poco appunto reale. Se ne esce con il confronto, con la condivisione. Certo, esatto. La possibilità di avere un confronto è sicuramente utile per questi ragazzi, ovviamente, quindi indispensabile, direi. Professor Mola, ospitare Luca Abete Striscia la Notizia su un tema che però è altrettanto delicato di quello che può essere una comunicazione immediata da fare con i ragazzi. La solitudine, l'essere sempre troppo connessi, questa generazione vive nell'iperconnettività. Qual è la sintesi per l'Ateneo? Ma innanzitutto il piacere di avere Luca Abete e tutto il gruppo, anche perché la prima volta li abbiamo avuti in piena pandemia e quindi era a distanza, e questi qua sono eventi che hanno un senso principalmente quando proprio le persone si incrociano. Noi siamo particolarmente contenti di questa cosa perché abbiamo fatto un po' dell'inclusione, un po' anche il filo conduttore di tante nostre iniziative, e questo ci teniamo a ribadirlo. E siamo contenti di poter raccontare delle storie che poi in qualche modo rendono un po' esplicito anche le attività che ci sono in Ateneo per accogliere tutti, per non lasciare nessuno indietro, che poi è questo diciamo il nostro grande obiettivo.
Noi non siamo interessati a puntare, a cercare l'eccellenza da qualche parte e quindi andare a scovare il più bravo. Il nostro obiettivo è quello sicuramente di portare su tutti. Questo è il ruolo che dovrebbe avere anche un'università pubblica in un territorio. Poi le eccellenze camminano da sole. E arrivano se devono arrivare. Ecco, no, le chiedo, dal suo osservatorio è più probabilmente facile e intuitivo capire cosa fanno e come si indirizzano i giovani nel mondo digitale. Stanno più da soli, fanno gruppetti, lottano le loro battaglie intime in solitudine oppure no? Allora, innanzitutto il progresso tecnologico per definizione è una delle opportunità che se presa bene porta dei vantaggi, se presa male può portare degli svantaggi. Tutti osserviamo nelle nostre famiglie, nelle comunità, che molte volte c'è appunto un tentativo di isolarsi. La stessa esperienza della pandemia ha mostrato che quella che era di fatto una necessità del momento, poi nel lungo andare poteva rischiare di essere quasi un modo accettato di vivere una vita. Noi siamo contrari a questo modo di vivere la vita. L'opportunità dell'essere connessi è legata al fatto di poter spingere di più, ma mai in solitudine. Il nostro obiettivo è quello di fare sempre in modo che ci siano spazi per gli studenti e per le studentesse, dove possono stare insieme, dove possono fare rete e dove possono incontrarsi non solo durante il periodo universitario, ma anche dopo. Si potranno riconoscere, si potranno aiutare e potranno fare cose insieme. Davide, non ci ferma nessuno con Luca Abete che denuncia questo problema. Troppa iperconnettività rende più soli, amplifica la solitudine dei giovani. Cosa ne pensi? Sì, da un lato penso che sia così vero, perché effettivamente quando si è dietro uno schermo, quando si è dietro i social, si va a contare quello che è il like, quello che è la presenza quantificata, ma non la presenza qualitativa. Magari dietro un messaggio un messaggio testuale, intendo io, si possono nascondere 1000 significati, non c'è il volto della persona che comunica i sentimenti, mentre invece stare a tu per tu, no? È tutta un'altra cosa, si respira l'esperienza dell'altro, quindi questo è quello che ritengo sia importante. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore.
frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera, per altre vie, con le mani le mie, cerco le tue, cerco noi due. Mustras è un progetto caratterizzato da un crossover artistico che si configura come punto di congiunzione tra arte contemporanea, architettura, design e artigianato. L'iniziativa sperimentale, finanziata dalla Fondazione di Sardegna e da un'ampia rete di soggetti pubblici e privati, nasce nel 2019 nell'ambito dello sviluppo locale da un'idea di Fabrizio Felici, architetto e designer che attraverso Mustras concretizza l'idea che da Torino lo spinge a riavvicinarsi alla sua terra d'origine. Riunire eccellenze della filiera artigianale sarda a una ricostruzione critica e consapevole del vivere contemporaneo da parte di artisti e designer su scala globale. Dal 2022 Fabrizio Felici porta avanti la direzione di Mustras insieme a Martina Carcangiu, specializzata in management di eventi artistici e culturali con un background professionale legato all'arte contemporanea. Insieme sviluppano nel cuore della Sardegna un'indagine interdisciplinare sul tema dell'abitare contemporaneo, producendo collezioni e opere attraverso l'adesione di artisti provenienti da diverse aree geografiche. Alcuni progettisti rappresentano brevi incursioni all'interno di Mustras, altri collaborano da anni, come Alberto Olmo, storico dell'architettura, che oltre ad aver partecipato alla direzione artistica continua a contribuire allo sviluppo tecnico del progetto. All'interno di Mustras ogni artista, designer o architetto coinvolto propone un progetto di studio spaziando dall'arte al design e sulla base delle specifiche esigenze progettuali e di ricerca la direzione artistica si adopera per far rinascere una connessione tra il progettista e l'artigiano con cui avrà inizio una collaborazione volta all'esecuzione delle opere attraverso tecniche artigianali che costituiscono un prezioso patrimonio immateriale ad alto rischio di smarrimento. La produzione segue strade diverse tra sculture che sfuggono al design e oggetti legati alla tradizione. Con Martina Carcangiu, co-direttrice artistica di Mustras, come nasce il sodalizio con Fabrizio Felici? Io e Fabrizio ci incontriamo nel 2022, io all'epoca ricoprivo il ruolo di gallery manager presso la Galleria Cartavetra di Firenze e ho conosciuto Fabrizio proprio grazie a uno degli artisti rappresentati dalla galleria, Piero Angelo Recchioni, che è di origini sarde. Prima ho approcciato la realtà di Mustras scrivendo alcuni testi critici per gli artisti già presenti nel collettivo e curando una mostra. Successivamente ho deciso di lasciare Firenze, di rientrare in Sardegna e affiancare Fabrizio all'interno di questo progetto. Un grande coraggio. Qual è in seno a Mustras la dimensione della sua ricerca progettuale? Dunque, la ricerca abbraccia sempre i temi dell'abitare, questo è un punto fermo che noi abbiamo tracciato e che pensiamo possa includere diversi punti di vista. Sempre all'interno del progetto ovviamente affianco Fabrizio anche nella selezione di progetti di designer esterni e nella ricerca di artigiani che possano tradurre in forma concreta i progetti dei designer e degli artisti che si avvicinano alla nostra realtà.
Che messaggio sente di dare ai giovani sardi che vogliono lanciarsi temerariamente nel mondo dell'arte? Lei vede la sardità come deterrente o come valore aggiunto ispirazionale per l'arte? Dunque, quello che posso fare è cercare di rispondere con quello che è il nostro approccio, ovvero Mustras riparte dal regionalismo cercando un punto di partenza e di continuità con quello che può essere oggi il contemporaneo. E in questo senso forse questa sardità non è visibile né come un deterrente né come un punto di forza, ma piuttosto come un punto di partenza. Con Ilenia Saraperra, artigiana della scuderia Mustras. Qual è il suo lavoro all'interno di Mustras, Ilenia? Allora, il mio lavoro è principalmente quello di tradurre le idee, quindi i progetti di Martina e Fabrizio, quindi di Mustras, e quindi di concretizzarli attraverso il mio saper fare artigiano. Ed è un lavoro molto interessante e credo che sia un qualcosa che tutti quanti gli artigiani dovrebbero portare avanti, quindi il connubio tra l'artista e l'artigiano è un qualcosa che fa crescere entrambi. Ed è un qualcosa oltretutto che secondo me è un potenziale per il territorio, perché naturalmente la manodopera che viene impiegata nel nostro territorio smuove l'economia e quindi loro, Mustras, sono dei fautori molto importanti per quanto riguarda l'economia della Sardegna, perché cercano gli artigiani nel territorio. Ci può descrivere qual è stato il processo della sua opera tipo, dell'opera magari a cui è legata all'interno di Mustras? Allora, l'opera intanto a cui sono legata di più, stiamo parlando di una tovaglia di lino che è stata disegnata e progettata da Martina e credo che sia quanto di più rappresenti l'abitare, almeno rispetto ai progetti che abbiamo portato avanti, perché al suo interno c'è l'abitare proprio nell'essenza, quindi quella che è la tovaglia, la cucina, quindi la convivialità domestica, e abbiamo cercato di sublimare proprio il concetto stesso dell'abitare attraverso l'impiego di materiali che sono anche all'interno di una stessa abitazione, quindi l'impiego delle erbe che sono nei giardini. Non abbiamo scomodato delle erbe che arrivano dall'estero, ma quelle che ci sono nei giardini delle case sarde. Addirittura abbiamo utilizzato le more per tingere, per arrivare alla gradazione di colori, il carbone, tutti elementi che ci sono comunque nel nostro territorio. Quindi stiamo parlando anche di ecosostenibilità, che credo che sia il futuro, insomma, sia in ambito artistico che artigianale. Come nasce in lei la vocazione a sposare la tradizione con l'innovazione? Ma in realtà credo che sia un processo che non si sceglie, è un qualcosa che arriva. Perché la tradizione naturalmente attraversa il tempo e noi dobbiamo comunque farci poi tra l'altro portavoci di quello che è stato nel presente e nel futuro, per far sì che non muoia. Gli artigiani e gli artisti si prestano tantissimo a questo, quindi prendere dalla tradizione e portarla avanti attraverso il proprio lavoro nel presente, facendo in modo che resti nel futuro. Con Fabrizio Felici, ideatore, fondatore e direttore artistico di Mustras. Andiamo alla genesi di Mustras, dove nasce la motivazione? Allora, Mustras nasce da un percorso molto lungo di 15 anni a Torino, prima come studente, poi come designer e come architetto, e dal mio rientro in Sardegna, in cui ho deciso di aprire uno studio di architettura in Barbagia, e attraverso un'associazione Amicultura, un'associazione no profit, si è potuto partecipare ai bandi della Fondazione di Sardegna di Sviluppo Locale con una rosa di comuni che a rotazione hanno sostenuto il progetto. Questo ha permesso di poter lavorare su un progetto che abbraccia più ambiti, abbraccia il design, l'arte contemporanea, l'artigianato all'interno dei temi dell'abitare. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata.
Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. È tempo di bilanci per la quinta edizione del Festival Connectica, promosso dall'Associazione Sociale Oristano e Oltre nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Lorenzo Mossa. Tema dell'evento 2025: etica e democrazia, con un succedersi nel corso delle 4 giornate di incontri, dibattiti e conferenze con la disponibilità di laboratori teorico-pratici. Nel corso degli anni, la crescente partecipazione delle scuole ha testimoniato una comunità che riconosce nella conoscenza una responsabilità collettiva. Ragazze e ragazzi, famiglie e docenti che costruiscono insieme una società più giusta e consapevole. Soprattutto la formula dei laboratori pratici ha consentito di fornire e recepire con pronta ricaduta stimoli e riflessioni utili alla verifica di un riscontro pronto di quanto proposto. Focus sul progetto di inclusione Disperdiamoci per non lasciare nessuno indietro, che nasce dal desiderio di trasformare la dispersione scolastica, un grave problema che ci vede maglia nera in campo nazionale, con l'obiettivo di fare della scuola e della comunità educante un unico spazio di possibilità condivisa. In una società che si vuole civile e democratica, non lasciare indietro nessuno significa riconoscere il diritto di ciascuno ai propri tempi, al proprio modo di apprendere, alla dignità del proprio percorso. Inserire i laboratori contro la dispersione scolastica nel contesto di un festival dedicato all'etica e alla democrazia è una scelta che dà forma concreta a questa visione. La cultura come strumento di partecipazione, la conoscenza come atto di inclusione, la scuola come luogo vivo di cittadinanza. Capofila del progetto è la provincia di Oristano, con il sostegno dei Lupi, l'Unione delle Province d'Italia, nell'ambito del programma nazionale Giovani, Autodeterminazione e Movimento Empowerment, finanziato dal Fondo Politiche Giovanili 2023. Coinvolti nel progetto l'Associazione di Promozione Sociale Oristano e Oltre, il Consorzio 1 Università di Oristano, l'Associazione Earth 4 Children, l'Istituto Superiore Mariano IV e l'Associazione Giulia Giornaliste. Tutti insieme per costruire percorsi educativi e relazioni di comunità, con il contributo inoltre dell'Hub di Nuoro, la regione con l'ASPAL che gestisce le politiche del lavoro a livello regionale,
il Dipartimento dell'Istruzione e delle Politiche Giovanili e le fondazioni della rete ITS regionale che rafforzano il legame tra formazione, lavoro e futuro. Nel corso dell'evento i laboratori dedicati all'intelligenza artificiale per studenti e docenti per prevenire il bullismo, connettersi con l'attività di impresa, migliorare e comunicare l'agri-food del territorio. La chiusura è stata dedicata all'incontro con le famiglie, come tradizione del Festival Connectica da 5 edizioni. Una domanda semplicissima a questi ragazzi che poi li potremo giustificare: rivoluzione. La rivoluzione vista nel senso della rivoluzione terrestre, del pianeta, la rivoluzione vista nel senso di andare contro un qualche cosa, la rivoluzione che può essere utilizzata nel bene e nel male, che può essere positiva e negativa. Però la domanda che mi pongo oggi, da anziano: questi giovani, secondo la sua esperienza, secondo il suo pensiero, sono in grado di poter ottenere un buon, di fare una rivoluzione, ma con questa massa di possibilità che gli vengono offerte dall'intelligenza artificiale? Io ne ho quasi paura. Ma io credo che i giovani abbiano delle potenzialità enormi, molte più di i giovani di oggi, molte più di quante non ne avessimo noi. Hanno in mano più opportunità, più stimoli e tuttavia appunto troppi stimoli, troppa informazione, troppe opportunità creano quel sovraccarico di cui pure si è parlato prima, quel dossaggio che comporta che poi queste potenzialità non si trasformino in atto, come avrebbero detto i filosofi antichi. Io mi sono concentrata sulla rivoluzione perché sono stata stimolata dagli interventi precedenti che invitavano, diciamo così, i giovani a rivoltarsi nei confronti di una società e anche di un mondo, di un sovraccarico di tecnologia che non offre a tutti, nonostante lo proclami, ma effettivamente non offre a tutti le stesse opportunità e le stesse condizioni anche di punti di partenza, che invece è quello che vorrebbe la nostra Costituzione. E mi sono concentrata sul termine rivoluzione perché la rivoluzione, nel senso in cui la si intende nelle scienze sociali e poi in quelle giuridiche, è il fondamento di un qualcosa di nuovo, di un nuovo mondo, di un nuovo cominciamento, per così dire, cioè di una Costituzione. Se le rivoluzioni riescono e si affermano, c'è una nuova Costituzione, c'è un nuovo mondo, ci sono nuove opportunità che si aprono. Io sono fiduciosa nei confronti dei giovani, perché i giovani che ci sembrano così timorosi, così poco disposti, a differenza di come eravamo noi, no? Noi eravamo un pochino apparentemente più attivi, eravamo più pronti alle assemblee, eravamo più pronti appunto a scendere in piazza, e però abbiamo visto che anche di recente i giovani ci hanno sorpreso, sono stati quelli che nel numero di 1 milione, ha detto qualcuno, sono scesi in piazza a tutela dell'ambiente, per Gaza, per fenomeni che ci sembrano lontani e che però invece sono vicinissimi, perché hanno a che fare con la pace e con l'ambiente, che sono le grandi minacce, compresa anche ovviamente la trasformazione digitale, che ha molto a che fare anche con l'ambiente, che ha molto a che fare con la pace, perché le informazioni che alimentano la guerra, le distorsioni, le manipolazioni che alimentano la guerra hanno a che fare con le trasformazioni digitali. Intervenire su questi aspetti e con la consapevolezza che questi giovani hanno dimostrato e che spero dimostrino anche su questioni che sono più vicine, più apparentemente piccole, insomma a me fanno ben sperare. Poi che abbiano tutti gli strumenti per poter dominare questo flusso di informazioni, appunto di opportunità, e questo appunto è anche di capacità di espressione. Questo non lo so, però insomma perché pregiudizialmente dire che non ne sono capaci. Ci hanno stupito in positivo e io mi aspetto da loro che ci stupiscano ancora. Intelligenza artificiale, un laboratorio. Sì, esatto.
Incontriamo i ragazzi delle scuole superiori dove affrontiamo insieme a loro il tema dell'intelligenza artificiale, tendenzialmente quella generativa, che è anche quella che loro utilizzano in maniera abbastanza massiva oggi, tra ChatGPT, Gemini e altre intelligenze artificiali che utilizzano anche per studiare, chi per farsi fare i compiti, chi invece per approfondire lo studio, quindi il tema è questo. Questa intelligenza artificiale, dividiamola in due: utile, pericolosa, e quanto può incidere sulla formazione, l'apertura mentale di questi ragazzi che si affacciano a questa rivoluzione. Allora, l'intelligenza artificiale è come tutti gli strumenti, appunto uno strumento, quindi significa che noi possiamo utilizzare lo strumento molto bene oppure meno bene. Cosa significa? Significa che se io utilizzo l'intelligenza artificiale con consapevolezza, quindi so quali sono le sue potenzialità ma anche i suoi rischi, ecco che magari riesco a trarre il maggior profitto possibile, il maggior utilizzo possibile dall'intelligenza artificiale rispetto a quello che potrebbe essere un rischio. Quindi i rischi generalmente sono legati anche al fatto che se non so usare l'intelligenza artificiale magari mi aspetto che mi dia una risposta adeguata, invece poi magari mi dà una risposta sbagliata, i famosi bias, le famose allucinazioni dell'intelligenza artificiale. È difficile riuscire a far capire come utilizzare, cioè proprio da un punto di vista pratico, come riuscire a utilizzarla. Ma in realtà ci sono 3-4 regole molto semplici. I ragazzi sono, diciamo, nativi legati all'intelligenza artificiale, quindi sono nati praticamente esattamente, quindi per assurdo con loro è molto più semplice rispetto ad affrontare questi temi con persone un po' più adulte. Differenze tra il passato e il futuro nella comunicazione, nel sistema di comunicazione che oggi si trovano i giovani di allora e i giovani di oggi. Allora, noi possiamo fare tanti parallelismi tra quelli che erano i sistemi di comunicazione nel passato e quelli che sono i sistemi di comunicazione oggi. In passato ovviamente la comunicazione non era pluralista, ma era riservata a pochi editori, però questo rappresentava un rischio, un pericolo, perché è vero che erano professionisti coloro che scrivevano, però erano anche più controllabili. Pensiamo a quello che è successo con l'avvento del nazismo. Appena arriva Hitler al potere, la prima cosa che fa è togliere la parola a quotidiani non controllabili. Ne resta solo uno, Der Spiegel, ed è l'unico che è legittimato a parlare e a trasmettere e quindi a diffondere delle idee, delle opinioni, la verità, esatto, tra virgolette, al popolo. Oggi abbiamo diversi sistemi di informazione, anche oggi residuano quelli che danno un valore aggiunto all'informazione. Perché? Perché il giornalista professionista o anche il giornalista pubblicista sono soggetti a delle regole deontologiche, hanno l'obbligo di controllare le fonti e ci danno una notizia di qualità, diciamo col bollino di qualità. Questo non significa però che data la possibilità di utilizzare strumenti da parte di chiunque oggi può improvvisarsi giornalista del web, tuttavia non è un giornalista vero, perché magari produrrà notizie valide, però ci lascia sempre quel dubbio: ma avrà approfondito, avrà verificato, ecco, quindi ci lascia sempre. I giovani purtroppo oggi riescono a distinguere sempre meno questa qualità dell'informazione, e spesso anche tramite i sistemi di intelligenza artificiale si può generare tanta disinformazione e i giovani sono bombardati da notizie che effettivamente anche agli occhi dell'esperto sono difficili da identificare come vere o false. Si può prendere anche un TG, ricreare con l'intelligenza artificiale un TG e uno pensa che sta vedendo una notizia e invece è una cosa completamente falsa. Quindi probabilmente oggi, poiché c'è questo bombardamento, non bisogna limitare le fonti a disposizione, ma bisogna incidere nell'educazione fin dall'asilo probabilmente, per spiegare ai bambini e alle bambine come si distingue la informazione di qualità,
come si distingue una notizia vera da una notizia falsa, un po' quello che fanno in Svezia ad esempio. In Svezia hanno dei fumetti proprio dove spiegano ai bambini quando è una fake news, quanto è rischioso diffondere una fake news e così via. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. La quinta edizione del Festival Connectica, promosso dall'Associazione Sociale Oristano e Oltre nell'aula magna dell'Istituto Tecnico Lorenzo Mossa. Capofila del progetto è la provincia di Oristano, con il sostegno dei Lupi, l'Unione delle Province d'Italia, nell'ambito del programma nazionale Giovani, Autodeterminazione e Movimento Empowerment, finanziato dal Fondo Politiche Giovanili 2023. Coinvolti nel progetto l'Associazione di Promozione Sociale Oristano e Oltre, il Consorzio 1 Università di Oristano, l'Associazione Earth 4 Children, l'Istituto Superiore Mariano IV e l'Associazione Giulia Giornaliste. Tutti insieme per costruire percorsi educativi e relazioni di comunità, con il contributo inoltre dell'Hub di Nuoro, la regione con l'ASPAL, che gestisce le politiche del lavoro a livello regionale, il Dipartimento dell'Istruzione e delle Politiche Giovanili e le fondazioni della rete ITS regionale, che rafforzano il legame tra formazione, lavoro e futuro. Nel corso dell'evento i laboratori dedicati all'intelligenza artificiale per studenti e docenti, per prevenire il bullismo, connettersi con l'attività di impresa, migliorare e comunicare l'agri-food del territorio. La chiusura è stata dedicata all'incontro con le famiglie, come tradizione del Festival Connectica da 5 edizioni.
confronto con i giovani, oggi una platea di giovani, di ragazzi che studiano, che sono vicini anche come è stato evidenziato, potranno anche andare a votare. C'è una differenza, io ascoltavo il suo intervento e si è parlato di questa differenza, ciò che esiste ancora oggi tra la libertà fra l'uomo e la donna, il ricco e il povero, l'informato e il disinformato. Quanti durante il Covid hanno avuto la possibilità di avere un mezzo per collegarsi? Quindi diciamo un umano, un'umanità che viaggia a 50 all'ora è un mezzo così oggi dato dall'informazione velocissimo che viaggia a 200 all'ora. Ci sarà la possibilità secondo lei che queste due velocità si incontrino e producono qualcosa di positivo? Allora dobbiamo vedere anche un aspetto più di qualità, no? Probabilmente a livello quantitativo sarà più possibile vedere questi numeri che hanno avuto comunque una crescita iperbolica, riuscire a equipararsi o se non equipararsi a non avere questo divario digitale così forte tra alcune zone del mondo. Ma noi vediamo insomma nel nostro continente, comunque in generale anche in altre situazioni, il digitale ormai è alla portata di tutti ed è un'operazione che diciamo si sta sviluppando anche con ottiche diverse dal punto di vista politico. L'Europa sta facendo un grosso lavoro per cercare di tenere la persona al centro, quindi una visione etica della tecnologia, con grande fatica, ma io penso che se sono gli uomini che fanno la tecnologia, sono anche gli uomini che devono comunque riuscire a governarla, a meno che non ci siano sovversioni in particolare dal punto di vista dei governi. Allora un governo può utilizzare questi strumenti anche proprio per rendere sudditi, no, i propri cittadini, ma questo lo escluderemmo, no, almeno in Europa, e allora è importante che oggi parliamo di democrazie. C'è un aspetto però di qualità, almeno da noi. Chiaramente superiamo il genere, superiamo la povertà, superiamo altri tipi di vulnerabilità, superiamo anche il fatto che i ragazzi hanno bisogno di essere a questo punto accompagnati per non diventare sudditi in ogni caso o della tecnologia o di eventuali tipi di governance, ecco, che possono anche sul mondo del lavoro, cioè voglio dire, se uno ha un smart working che comincia a mezzanotte e finisce alle 24, diciamo non va bene, no? Quindi abbiamo proprio bisogno di controllare, gestire la tecnologia, fare anche nuove regole, sono state fatte tante. Adesso io quello che posso dire di oggi, ho cercato di dare il mio apporto, anche di dare qualche numero, perché i ragazzi spesso non hanno la consapevolezza, loro sono in questo mondo, pensano che sia uguale per tutti, che sia un'opportunità uguale per tutti, invece può essere un'opportunità uguale per tutti solo nel momento in cui loro sono consapevoli e sono istruiti, hanno la conoscenza. E questo è importante anche perché che queste giornate riescano a restituire, cioè l'algoritmo che lavora sulla base di pregiudizi, l'algoritmo che ha mangiato milioni e milioni di corpi di donne nude le restituisce attraverso delle app che costano poco e quindi possono essere utilizzate da chiunque. L'algoritmo che scarta quelli che sono un po' difformi, quindi diciamo chi non è regolare dal punto di vista fisionomico viene scartato. L'algoritmo che crea delle discriminazioni, perché comunque è un algoritmo che scarta chi ha una fisionomia diversa da quello che è, diciamo, il modello, la perfezione, ecco, è un algoritmo che noi dobbiamo conoscere e dobbiamo cercare appunto di governare, così come controlleremo tutto quello che ci arriva dalla intelligenza artificiale generativa. Possiamo dire che comunque dobbiamo essere molto più consapevoli, anche quando mettiamo in atto dei comportamenti rischiosi, dobbiamo essere molto più consapevoli del fatto che il ragionamento, il cervello deve partire per tempo e limitare la voglia di essere veloci. Quella velocità di cui si parlava all'inizio, dobbiamo però non introiettarla nel nostro modo di vivere al punto da non riuscire ad essere coscienti di quello che noi, delle scelte che stiamo facendo. Quindi quelle scelte riguardano anche molto la democrazia. Un'etica che è in progress, al quinto anno, quinta edizione, più spazi occupati, più persone, più relatori di spessore, più alunni, più ragazzi, più iniziative. Partiamo, da che cosa partiamo e dove arriviamo?
Sì, siamo alla quinta edizione di Connectica. La cosa che a me mi sembra più interessante che siamo riusciti a realizzare quest'anno è che Connectica si tiene con le scuole nelle scuole. È un principio di un'alleanza che secondo me potrebbe portare dei frutti molto interessanti. Quest'anno tra l'altro abbiamo scelto due parole, quindi due temi che sono veramente molto attuali, di estrema attualità. Insomma, viviamo una società complessa, ci sono tante guerre, siamo nella fase della transizione ecologica, della transizione digitale e quindi insomma da parte di tutti ci dovrebbe essere un'assunzione di responsabilità davvero importante, insomma, perché è il tempo del noi. Il tempo del noi e solo in questo modo potremo riuscire, alleandoci prima di tutto tra cittadini, insomma, cittadini e cittadine, dal basso verso l'alto. Le scuole, tutti i soggetti, enti del terzo settore, le organizzazioni sociali, ovviamente anche le istituzioni, cercare di creare una comunità più coesa, che sviluppi uno spirito critico che oggi è indispensabile. Servono le materie STEM, quelle tecnologiche, ma serve anche ritornare all'umanesimo, perché davvero bisogna sviluppare in maniera fortissima lo spirito critico. Oggi viviamo in un periodo, io per esempio nella stessa inaugurazione ho riportato uno dei alcuni aspetti del discorso che ha fatto Gustavo Zagrebelsky alla Biennale della Democrazia, proprio su verità, giustizia e pace, che sono le tre parole sulle quali si regge il mondo. E che forse oggi sono tre cose che quasi mancano quasi tutti. Messe in discussione, molto messe in discussione, e questa è una massima praticamente del libro dei padri, dell'Avot, quindi è una storia veramente di lunga data, insomma. Il mondo si regge su queste tre cose, ma noi oggi viviamo in un periodo in cui, per esempio, nelle guerre è la menzogna che prevale. Io ricordo sempre, insomma, quell'episodio quando il rappresentante degli Stati Uniti d'America agitava un'ampolla che poi si è rivelata acqua fresca e dicevano che lì c'era la prova delle armi di distruzione di massa in Iraq. Una menzogna. Nella guerra c'è la menzogna, non la verità. Ma la verità è legata strettamente alla giustizia. Dal punto di vista della giustizia, mi riferisco lo stesso alle guerre. C'è chi decide le guerre, il potere. Di potere. È il potere che decide le guerre, ma chi le fanno? I giovani. Cioè noi mandiamo il futuro a morire. Il potere manda il potere. E quella è un'ingiustizia. Che ingiustizia maggiore c'è? Non ce n'è altra ingiustizia. Ce ne sono tantissime, ma quello è proprio il massimo, il colmo. Ecco, noi parlando di etica e democrazia parliamo di queste cose, ma oltre a questo titolo che è un po' è il cappello di tutto l'evento, ogni giornata ha un sottotitolo. Abbiamo iniziato con la prima giornata equità e diritti nell'era digitale, seconda giornata etica dell'intelligenza artificiale, la terza giornata avrà come titolo il futuro del lavoro e della società e l'ultima giornata, il sabato mattina, alle 22, il titolo è Immaginiamo il futuro. Quindi è una sfida insomma notevole. Poi teniamo anche presente che oltre alle conferenze noi stiamo tenendo tantissimi laboratori, quindi le scuole sono coinvolte, ma non solo, la cittadinanza, perché abbiamo fatto dei laboratori per i ragazzi, per i professionisti, per gli insegnanti, per le famiglie e tra l'altro Connectica ha una serie di laboratori che ha promosso, però parallelamente a Connectica si è sviluppata una serie di laboratori anche di un progetto della provincia che è Disperdiamoci per non lasciare nessuno indietro, un progetto finanziato dall'Unione delle Province Italiane, capofila della provincia. Noi siamo partner, quindi alcuni laboratori come associazione di promozione sociale Oristana e oltre li stiamo curando noi, però è un progetto della provincia molto interessante sulla dispersione scolastica. In totale qui si stanno svolgendo tra mercoledì e sabato 14 laboratori sull'intelligenza artificiale, contrasto al bullismo e al cyberbullismo, ma veramente su temi di attualità, veramente sulla giustizia riparativa, e quindi insomma davvero stiamo cercando di piantare tanti semi, speriamo che questi semi insomma
diano i loro frutti. Proprio sul concetto della guerra, della falsità, delle bugie, delle menzogne, l'intelligenza artificiale racchiude tutte queste cose. Il futuro è quello che potrà darci cose, ma è anche la menzogna, cioè quello che l'intelligenza artificiale riesce a farti vedere, lo crei, che non esiste. Come ti vedi? No, allora, l'intelligenza artificiale è un'arma un'arma, non mi piace usare questa parola, però è uno strumento potentissimo che bisogna usare con responsabilità, ma veramente ci può aiutare tantissimo. Ma anche qui a Connecticut, per esempio, ci sarà una relatore che tra l'altro è una cittadina di Oristano, una ricercatrice che lavora a Zurigo, Sara Zocchetto, che ci parlerà dell'uso dell'intelligenza artificiale nella sanità. Tra l'altro Sara Zocchetto, io penso che sia conosciuta qui, è un atleta. Oltre che una studiosa, è un atleta. Quindi solo quell'esempio ci fa capire delle potenzialità bisogna che ci siano, tra l'altro un po', soprattutto in Europa, ci sono già delle norme interessanti, certo, ci sono i cosiddetti big data che la stanno facendo da padrone. Dobbiamo essere noi cittadini, ribellarci a una situazione che può diventare delicata. Noi dobbiamo fare in modo che non lo diventi. Siamo in grado di farlo. Io ho fiducia che col tempo l'intelligenza artificiale diventi uno strumento potentissimo, utilissimo a tutti, un compagno di viaggio, non un sostituto. Siamo noi che dobbiamo guidare l'intelligenza artificiale, si può fare. Io sono ottimista da questo punto di vista. Se ci lavoriamo insieme, se creiamo quelle alleanze che servono nella società, se diventiamo veramente consapevoli, certo dei rischi, ma anche delle potenzialità, mitighiamo i rischi, cerchiamo di eliminarli e utilizziamo le potenzialità che ci sono e sono veramente notevoli. Quindi ottime potenzialità e la speranza che quello che incide l'essere umano migliori un pochino grazie a tutte queste iniziative, che portare le persone a conoscenza del fatto che le guerre, la falsità, il potere economico sono tutti dei nemici che andrebbero gestiti con un po' più di umanità. Ma noi una delle cose che nel nostro piccolo tentiamo di fare è quello di creare un po' di alfabetizzazione digitale, perché l'informazione, la formazione e l'educazione anche a questo strumento così potente è fondamentale. Certamente c'è una dose di speranza, c'è una dose però anche di volontà e di responsabilità. Intanto la volontà di fare qualcosa, di partecipare, di non rimanere inerti rispetto a quello che è il cambiamento che sta avvenendo, che è un cambiamento non solamente tecnologico ma anche sociale. E poi c'è un senso di responsabilità che secondo me ognuno di noi deve avere rispetto a questo cambiamento, perché è un cambiamento che ci impone di fare qualcosa. Possiamo subirlo questo cambiamento, possiamo cercare di governarlo. Io penso che, come in tutte le cose, sia meglio cercare di governarlo piuttosto che subirlo, e quindi ci dobbiamo dare da fare. Ecco, ma un piccolo inserto, un piccolo suggerimento su cosa vuol dire darsi da fare, da dove dovremmo cominciare. La cosa più importante, cioè riavere i nostri dati che concediamo gratuitamente a tutti questi signori del web, ai padroni delle piattaforme. Per farlo oggi l'Unione Europea ci ha dato uno strumento, si chiamano intermediari dei dati, bisogna andare sul sito della Unione Europea, digitare intermediari dei dati, abbiamo una lista, oggi sono circa 35. Purtroppo non c'è nessun italiano, ma questo non significa un granché, siamo in un'unione che ci consente di usare un francese o uno spagnolo, sceglierne uno sulla base di quelle che sono le nostre volontà, di desideri di utilizzare e riutilizzare i nostri dati per la ricerca scientifica, per creare beni comuni, dare a questo soggetto che è garantito perché quello è un albo dall'Unione Europea, e fare in modo che lui richieda per nostro nome a tutti coloro i quali li detengono, Amazon, Facebook e quant'altri, i nostri dati, e li possiamo quindi far usare per produrre cose che siano utili per noi, beni comuni che servano a migliorare la qualità della vita, che servano a migliorare la mobilità, la sanità. Questo si può fare utilizzando i nostri dati, e questo direi che è la cosa più concreta che noi possiamo fare. All'interno della professione del giornalista l'intelligenza artificiale, come opinione personale, un bene o un male? Potevamo vivere anche senza quella? Ma dunque potevamo vivere? No, non possiamo vivere senza l'innovazione tecnologica, dobbiamo governarla anche lì. Il mestiere del giornalista è cambiato tanto nel corso degli anni.
Oggi siamo di fronte a qualcosa che è molto più simile, direi, a una figura di libero professionista, di influencer, di comunicatore, piuttosto che al giornalista che entrava in una redazione dove c'era un caporedattore, dove c'era un vicedirettore, un direttore, eccetera. È chiaro che abbiamo, come dicono nei fumetti, a più poteri, più responsabilità. Abbiamo anche dei poteri maggiori perché possiamo parlare direttamente a moltissime persone, ma abbiamo bisogno di imparare come farlo, abbiamo bisogno di difenderci legalmente in maniera diversa. Cambia il mestiere, ma rimane secondo me lo spirito è quello di informare le persone, lo spirito è quello di contrastare, se possibile, riequilibrando gli altri poteri, perché non ci dimentichiamo che noi rimaniamo, siamo il quarto potere. Manca un po' di poesia. Questa però diciamo l'intelligenza artificiale non ce l'ho più. No, l'intelligenza artificiale non è poetica, non ha coscienza. C'è un libro molto bello di Massimo Chiriatti, si chiama, vi consiglio di leggerlo, è L'incoscienza artificiale. Le macchine sono incoscienti, quindi non possono essere poetiche, possono scrivere poesie, certo, perché copiano i poeti, ma non hanno dentro di sé quello che Dante chiamava la pioggia nella fantasia. Non c'è, non piove nelle macchine. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Remosa, in attività in Sardegna dal 1955. Oggi è leader nazionale nello sviluppo del progetto Idrogeno Verde. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre, garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.
Viapola un secolo dopo. Il Cagliari torna dove tutto è iniziato e lo storico dello sport Mario Fadda, delegato della SIS, Società Italiana Storia dello Sport, a far riemergere la memoria del vecchio stadio del Cagliari Calcio che sorgeva negli attuali locali della Mediateca del Mediterraneo. Un secolo di calcio e di città. L'incontro, organizzato da Fadda, è stato l'occasione per restituire il genius loci alla comunità che tra il 1925 e il 1951 ha visto nascere il football sardo. La conferenza, il centenario dello stadio di Viapola e i pionieri del football sardo, è stata moderata dal giornalista Francesco Resu con la collaborazione degli assessori comunali Giuseppe Macciotta, Luisa Gioa Marassi, il presidente del Comitato Sardegna della FIGC Gianni Cadoni, che hanno contribuito a ricostruire il valore sportivo, sociale e urbano del campo ormai scomparso. L'incontro ha assunto grande significato anche grazie alla presenza di Riccardo, nipote di Agostino Cugusi, il presidente del Cagliari, che nel 1925 inaugurò l'impianto. Accanto a Riccardo una rappresentanza del Cagliari Calcio e diversi familiari dei calciatori che scesero in campo quel giorno e negli anni successivi, custodendo ricordi e aneddoti che hanno permesso di ripercorrere l'epopea rossoblu delle origini. Il viaggio nella memoria è stato un ritorno alle origini di un simbolo della città, ma non solo. Sono state ripercorse tutte le tappe del campo di Viapola, dalle prime sfide agli anni della crescita del club fino al trasferimento verso impianti più moderni. Con Nicola Riva, che oltre ad essere consigliere d'amministrazione della società del Cagliari Calcio è anche un vero ambasciatore del cuore. Poche ore fa celebrava i 100 anni di Manlio Scopigno, che ha portato dei grossi risultati allo scudetto alla squadra del Cagliari. Oggi i 100 anni di Viapola. Quanto è importante, Nicola, celebrare la memoria, tramandare la storia anche ai ragazzi, anche ai giovani che si stanno avvicinando in questo momento al gioco del calcio? Ma per me è fondamentale, io credo che senza storia non sia niente. Ieri Manlio Scopigno, che è un personaggio che per la storia del Cagliari è davvero fondamentale, senza di lui tutto questo, tutta quella bella storia non ci sarebbe mai stata. Oggi qui perché poi io particolarmente sono legato a tutto quello che è storia, quindi sapere che qui c'è stato il primo stadio del Cagliari dove comunque si sono messe le radici per quello che siamo adesso, dove ci sono stati anche eventi storici importanti, perché la prima promozione in Serie B è avvenuta qui, la prima volta che abbiamo usato i colori rosso-blu è avvenuto qui, il primo stadio cittadino, il primo stadio del Cagliari, quindi penso sia bello ricordarlo e anzi, visto che c'è il progetto di questo nuovo stadio, avere anche un plastico di tutti gli stadi vecchi del Cagliari sarebbe una bellissima cosa. Dallo primo stadio del Cagliari allo stadio Gigi Riva, cosa si prova e soprattutto siamo autorizzati a sperare negli Europei 32? Ma io credo di sì, la società sta facendo davvero tutto quello che può, tutto quello che è nelle nostre capacità a fare. Poi ci sono altri passaggi, però penso che gli scogli più grossi sono stati superati, quindi è bello sperare ed è bello pensare di poter avere uno stadio della Sardegna. Con l'assessore allo sport Giuseppe Macciotta, a poche ore dalla conclusione dell'iter autorizzativo per il nuovo stadio Gigi Riva, possiamo sentirci autorizzati a sperare. Quali sono gli scenari che si aprono? Certamente l'approvazione del progetto definitivo ha rappresentato una tappa importantissima nell'iter di realizzazione di questo sogno dei cagliaritani. Abbiamo dei passaggi tecnici successivi che sono la presentazione da parte del Cagliari del piano economico finanziario e del computo metrico definitivo. Superati questi due scogli burocratici possiamo passare all'opera di validazione del progetto. Se tutto andrà come riteniamo per il verso giusto, potremo bandire la gara internazionale.
Assessora, a lei lo sport è il suo primo amore, però oltre allo sport attivo che lei pratica, che lei divulga in tutte le scuole con grande entusiasmo, che ruolo ha la memoria, celebrare la memoria? Oggi siamo qui per celebrare i 100 anni del primo stadio del Cagliari, per lei che valore ha divulgare la memoria dello sport? Ma un valore importantissimo, anche perché mi rifaccio alla mia storia personale, alla storia della mia famiglia. Oggi sono venuta, oltre per l'amicizia che mi lega al giornalista e storico Mario Fadda e per questo bellissimo evento, perché quando ha raccontato la storia del Cagliari mi sono accorta che tra i giocatori della prima squadra c'era mio padre. Mio padre era del 1910 e io ho preso da lui l'amore e la passione per lo sport, che tuttora pratico, ma soprattutto cerco di divulgare fra tutti i cittadini e le cittadine di tutte le età, dai bambini agli adulti, anche quelli che si definiscono già anziani, ma che anziani non sono. Tutti quanti, tutte quante possiamo praticare sport o attività motoria ogni giorno della nostra vita ed è importantissimo farlo perché ci tiene energici e attivi anche nel lavoro e in particolare nel nostro lavoro di amministratori e amministratrici. Con Simone Gallus, fondatore e direttore del Museo Rossoblu. Simone è puntuale ad ogni appuntamento sulla divulgazione della storia del Cagliari e non solo, anche della cronaca, oserei dire, in maniera assolutamente mediatica. Che impegno è, Simone, questa divulgazione nella sua quotidianità? È un grande impegno, però cerco di non mancare a appuntamenti come questo. In effetti ricorre il 100 anni appunto della prima partita qua su questo stadio, per cui volevamo essere presenti come Museo Rossoblu e portare dei cimeli che ricordassero un pochino quel periodo. Si va dalle spille, si va dalle tessere, abbonamenti, c'è tutto quello che è contestuale a quel periodo. Qual è un cimelio a cui lei è particolarmente legato, da cui non si separerebbe mai? Di quel periodo? Ma sicuramente una spilla trovata al mercatino, che praticamente ho visto su una cappello da laureato, che tra l'altro ho portato qua, quindi dopo la possiamo vedere tranquillamente. È una spilla che ha la denominazione Cagliari Football Club, quindi una denominazione usata proprio nei primi anni di fondazione del Cagliari, e questa spilla era su questo cappellino. Io volevo la spilla, però mi hanno proposto di darla direttamente col cappellino e così ho fatto, perché anche il cappello merita, è molto bello. Avviciniamoci ai nostri giorni, invece per quanto riguarda Gigi Riva, qual è il cimelio a cui è particolarmente legato ed evocativo di Gigi? Ma di sicuro una moneta d'oro che oggi stesso passando in macchina ho visto da un numismatico che ho recuperato dopo 3 anni che l'ho ordinato, un pezzo molto raro, emesso dai paesi arabi, in edizione limitata, tiratura limitata. Si tratta di 10 grammi oro e la valuta è un 50 reals di quella valuta locale. Questo per far capire come l'attenzione, il nome di Riva era un pochino ovunque, quindi non solo nella nostra, diciamo, terra, nella nostra nazione, ma anche fuori all'estero, paesi arabi soprattutto, che di calcio in quel periodo proprio non lo conoscevano. Con Mario Fadda, storico dello sport e delegato sardo per la Società Italiana di Storia dello Sport, per ricordare i 100 anni e celebrare i 100 anni dello stadio di Via Pola a Cagliari. Mario, quindi non soltanto cronaca per quanto riguarda il Cagliari Calcio, ma anche la storia. Quanto è importante la storia? Cosa ricordiamo oggi nel particolare? Sì, oggi ricorre il centenario dello stadio di Via Pola, qui esattamente qui alla MEM dove siamo oggi. 100 anni fa veniva inaugurato il campo che all'inizio si chiamava di Viale Trieste, perché Via Pola non esisteva ancora. Via Pola verrà negli anni a seguire. Questo campo, inaugurato nel novembre del 25, vivrà con alterne vicende fino al settembre del 1951. In mezzo c'è tantissimo, abbiamo la prima promozione in Serie B del Cagliari con il grandissimo allenatore Ernest Erbstein, abbiamo calciatori famosissimi del calibro di Figari, Fradelloni, Aldo e Fradelloni Tonino, Argiolas, Totò Costa, D'Alberto, tanti campioni che sono passati in questo campo. Abbiamo purtroppo anche notizie tristi, perché nel 1935 il Cagliari fallisce, quindi il Cagliari, che qui aveva realizzato una bellissima tribuna coperta, vede
a causa dei debiti smantellata e venduta questa tribuna insieme ai cimeli e le coppe. Questo campo poi piano piano riprende vita e arriva fino alla seconda guerra mondiale. Le bombe inglesi e americane nel 1943 devasteranno lo stadio, che sarà risistemato dai calciatori che dovranno ripianare il campo di gioco che era stato sventrato dalle bombe. Fino alla ripresa dopo la seconda guerra mondiale, un altro grande evento, purtroppo sfumato, il Grande Torino doveva giocare qua in questo campo. Purtroppo l'amichevole poi, per delle vicende lunghe da narrare, sfumò e il Cagliari giocò in Serie C fino al giugno del 1951, quando poi alla fine ci fu il passaggio del testimone con lo stadio Ansicora, quello stadio dove il Cagliari poi vincerà lo scudetto. Qui alla MEM, dove siamo oggi, 100 anni fa, veniva inaugurato il campo che all'inizio si chiamava di Viale Trieste, perché Via Pola non esisteva ancora. Via Pola verrà negli anni a seguire. Questo campo, inaugurato nel novembre del 25, vivrà con alterne vicende fino al settembre del 1951. In mezzo c'è tantissimo, abbiamo la prima promozione in Serie B del Cagliari con il grandissimo allenatore Ernest Erbstein, abbiamo calciatori famosissimi del calibro di Figari, Fradelloni, Aldo e Fradelloni Tonino, Argiolas, Totò Costa, D'Alberto, tanti campioni che sono passati in questo campo. Abbiamo purtroppo anche notizie tristi, perché nel 1935 il Cagliari fallisce, quindi il Cagliari, che qui aveva realizzato una bellissima tribuna coperta, vede a causa dei debiti smantellata e venduta questa tribuna insieme ai cimeli e le coppe. Questo campo poi piano piano riprende vita e arriva fino alla seconda guerra mondiale. Le bombe inglesi e americane nel 1943 devasteranno lo stadio, che sarà risistemato dai calciatori che dovranno ripianare il campo di gioco che era stato sventrato dalle bombe. Fino alla ripresa dopo la seconda guerra mondiale, un altro grande evento, purtroppo sfumato, il Grande Torino doveva giocare qua in questo campo. Purtroppo l'amichevole poi, per delle vicende lunghe da narrare, sfumò e il Cagliari giocò in Serie C fino al giugno del 1951, quando poi alla fine ci fu il passaggio del testimone con lo stadio Ansicora, quello stadio dove il Cagliari poi vincerà lo scudetto. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Con Remosa, l'energia green del futuro è di casa. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.